Con il crollo del ponte lungo la A6, la Torino-Savona si è scongiurata un'altra tragedia, come purtroppo invece è accaduta con il ponte Morandi a Genova. Un disastro che riporta d'attualità lo stato di ponti e viadotti anche nel Veneto. Nella Marca, nel frattempo, i controlli previsti per legge procedono senza destare particolari preoccupazioni. Non abbiamo situazioni di allarme nella Marca, abbiamo circa 500 ponti. Questi ponti sono tutti stati monitorati. Sotto monitoraggio anche il ponte di Vidor, dove passano 25.000 veicoli al giorno con un'incidenza del 10% di veicoli pesanti. Il ponte è stretto per la moderna viabilità, ma risulta essere sicuro. Di fatto il ponte di Vidor è stato il primo che è stato monitorato, dà garanzie di assoluta stabilità e di resistenza statica. Anche più a nord, sempre sul Piave, il ponte di Fener, dopo il monitoraggio, risulta essere sicuro. Le fondazioni sono su pali profonde 20 metri, abbiamo verificato anche con la collaborazione della società Veneto Strade, che è gestore di 3/4 del ponte assieme a noi, e non ci sono assolutamente problemi dal punto di vista statico. A lanciare invece l'allarme in un comunicato è il presidente dell'Unione Province Italiane, Michele De Pascale. Nell'agosto del 2018, all'indomani della tragedia del ponte Morandi, ci venne chiesto un monitoraggio urgente sugli oltre 30.000 ponti, viadotti e gallerie in gestione. In poche settimane consegniamo al Ministero delle Infrastrutture un quadro da cui emergeva la necessità di intervenire su 5.931 strutture, su cui avevamo già pronti i primi progetti, e di procedere con indagini tecnico-diagnostiche urgenti su 14.089 opere, ma nulla è stato fatto. A stretto giro risponde Stefano Marcon, presidente della provincia di Treviso. Dalle nostre indagini avevamo chiesto 63 milioni da utilizzare per la viabilità provinciale. Ad oggi dal governo non è arrivato nulla.